Torna a scricchiolare la riforma province all'Ars proprio nel giorno designato per l'archiviazione dell'ennesimo calvario legislativo all'Assemblea regionale siciliana. Al voto d'aula oggi dovrebbe infatti mancare l'appoggio al governo del nuovo centrodestra. Una decisione presa dal gruppo parlamentare nella sua interezza, che di fatto rovescia la posizione degli alfaniani in meno di una settimana. Erano stati proprio loro, insieme al Movimento 5 Stelle, a permettere l'approvazione delle città metropolitane. Un caso isolato, a quanto pare, dal momento che per stessa missione del capogruppo NCD all'Ars, Nino D'Asero, la legge presenta e presenterà, anche dopo la sua approvazione, diverse falle da riempire. Si scongiureranno dunque le elezioni delle vecchie province, ma la legge andrà completata con diverse integrazioni. Per gli alfaniani, secondo Alongi, da sempre all'opposizione e che all'opposizione resteranno, il testo non sarebbe chiaro non solo sotto l'aspetto delle competenze di città metropolitane e liberi consorzi, ma anche sotto quello dell'elezione degli organi non diretta dai cittadini, ma di secondo livello. Un punto irrinunciabile per NCD, che manco a farla apposta, accoglie indirettamente il diktat del vecchio leader Silvio Berlusconi, che da Taormina ieri aveva richiamato all'ordine le sue forze in campo all'Ars, invitandole perentoriamente all'opposizione spietata all'immobilismo del governo Crocetta. La sensazione è che per vedere un governo di larghe intese, anche in Sicilia, si dovrà attendere ancora del tempo.